Le note del trio jazz veneziano We Three attraversano Campo Sant'Angelo. Così come un mese fa, all'affollata manifestazione di Campo San Giovanni e Paolo per difendere Venezia dalla crescente aggressività dello sfruttamento turistico, gli asterischi compaiono anche in Campo Sant'Angelo a garantire il distanziamento anticontagio per la nuova iniziativa del comitato che si chiama proprio Asterisco. Si tratta di un incontro aperto a tutti per discutere 3 proposte per ripopolare Venezia e farla tornare ad essere una città normale nella sua straordinarietà. Magari anche partendo da qualche presupposto. Ad esempio, secondo l'Osservatorio Civico sulla Casa, si sta assistendo ad una polarizzazione del mercato delle locazioni turistiche, dominato sempre più dai grandi host. A Venezia, ha detto Giancarlo Ghigi, cofondatore di Ocio, il 5% degli host fa il 30% degli utili. E allora risulta utile osservare cosa accade all'estero. A Londra, Amsterdam e San Francisco non si può affittare per più di 90 giorni all'anno. Ad Amsterdam è addirittura vietato affittare con Airbnb in centro città. Maddalena Gallamini, architetto, ha invece citato l'esperienza di alcune forme di comproprietà scandinave, in cui l'immobile resta in parte proprietà comune, consentendo a chi vuole abitarci di pagare meno. Promuovere un bando nazionale e internazionale per attrarre 100 nuovi residenti in appartamenti messi a disposizione da chi non intende rivolgersi alle locazioni turistiche è stata invece la proposta di Andrea Zorzi. Per far fronte ai rischi di morosità, il comune o un altro attore no profit potrebbe promuovere una convenzione assicurativa che tuteli i proprietari e i contratti potrebbero rientrare nella tipologia 3+2, che offre un trattamento fiscale molto conveniente.